Bentornati in diretta su Unica Radio. Guardate chi sono venuti a trovarci. Oggi sono venuti a trovarci due membri dello staff di Leggendo Metropolitano che rispondono al nome di Daniela Poddesu e Gianluca Landolfo. Loro sono a capo della campagna Leggendari che si occupa del recruitment, perdonatemi la pronuncia, appunto dell'arruolamento dei volontari, dei leggendari appunto, così vengono chiamati, del Festival Letterario Cagliaritano Leggendo Metropolitano. Benvenuti innanzitutto. Grazie, ciao a tutti. Hanno un po' di caldo perché, vi spiego, hanno fatto le cose un po' di fretta, quindi muovendosi, poi le temperature stanno iniziando ad alzarsi ed è normale poi accaldarsi. Adesso tranquilli, in questa cella frigorifera a breve vi ristabilizzerete. Parliamo quindi di Leggendo Metropolitano. Innanzitutto, quando si svolgerà il festival? Allora, quest'anno il festival si svolgerà dal 7 al 10 giugno. Come sempre a Cagliari saranno tanti nomi, ma ancora non c'è stato il disclosure, per cui bocche ancora super chiuse fino alla prima rassegna stampa. Stiamo ancora lavorando invece per il completamento dello staff dei leggendari. Come funziona il lavoro appunto sui leggendari? A che punto siete? In che modo ci si può avvicinare al Festival Leggendo Metropolitano? Ma tendenzialmente, almeno per mia esperienza personale, mi sono avvicinato grazie al passaparola che si fa tra colleghi e amici. Quindi... Ah, tu stai parlando della tua esperienza? Sì, io parlo della mia esperienza. E ha subito fatto, diciamo, è subito tornato indietro nel tempo. Sì. Significa che è un ricordo piacevole? Sì, moltissimo. Okay. Questo è il mio terzo anno, i miei due primi anni sono stati 2 anni di volontariato e adesso sono in staff. L'anno scorso avevo giusto qualche responsabilità in più, ma adesso sono nel clou anche del recruiting della campagna, quindi... Bene, però noi dobbiamo andare dritti a un obiettivo. Quindi abbiamo raccontato che insomma tu sei partito facendo il volontario, però come si diventa volontari? Cosa bisogna fare per esserlo? Cosa bisogna fare? Abbiamo qui Daniela Poddesu, lei è il master forse per quanto riguarda i volontari. La master. No, poi no, se ci a me piace se dire... ci sente la Boldrini. No, meglio. Okay. Continuerò a dire il master. Non iniziamo questo discorso. Mentre invece, parlando delle application per diventare leggendari, quest'anno abbiamo deciso di rendere il tutto ancora più semplice. È possibile candidarsi semplicemente compilando un Google Form e legando il curriculum vitae, è facilissimo, si può fare anche dal telefono. Spieghiamo, dove si trova? Esatto, il Google Form lo trovate sicuramente su tutte le pagine del nostro staff che continua a riproporlo. Quindi sui social? Ma soprattutto è fondamentale sulla pagina di Leggendo Metropolitano in cui viene riproposto, in cui vengono ricordate anche le scadenze, e ovviamente nel nostro sito alla pagina Leggendari. Quindi c'è una scadenza che però è fino al 15 aprile la data ultima per applicare. Ma se io ora sto guardando questa intervista, quindi mi metto un po' dall'altra parte, un po' pirandelliano questo discorso, però e dico, ma che caratteristiche devo avere per diventare un volontario di Leggendo Metropolitano? Io lo chiedo a te che stai qui, che caratteristiche devonono avere i volontari? C'è qualche preferenza? Nessuna caratteristica in particolare. La maggiore età. La maggiore età è consigliata, caldamente consigliata essere maggiorenni. Per il resto non c'è bisogno di avere particolari caratteristiche, perché comunque il percorso da leggendario include un primo percorso di formazione sull'organizzazione degli eventi e sul festival in particolare. Quindi i futuri leggendari vengono accompagnati attraverso l'educazione non formale e formale in questo percorso, dal quale verranno fuori per ognuno le attitudini, le preferenze e le competenze pregresse, e su quella base poi entreranno a far parte dei nostri team, quindi lavoreranno con il nostro staff effettivo. Anche tu hai iniziato così? Assolutamente sì. Quindi fondamentalmente da volontari poi pian piano si cresce all'interno di un team, si fa parte di una squadra, di una la chiamiamo famiglia, come la possiamo chiamare? Sì, è una famiglia senz'altro. Il nostro direttore ci dà l'opportunità di essere volontari per 2 anni, dopo il secondo anno bisogna entrare per forza nel mezzo del festival, lavorare al suo fianco, e come è capitato a me, ma come potrebbe capitare a chiunque di voi.
sono interessato a fare un esperimento, facciamo una meta intervista, quindi l'intervista nell'intervista, tu in questo caso ti trasformi in un altro soggetto, ossia Ok. tu da volontario, cosa puoi dire a chi in questo momento ci sta guardando? Cosa gli puoi Questa è la raccontare? domanda che temevo di più, perché poi queste domande mettono molto in crisi, perché Come? fondamentalmente è No, in che modo sei cresciuto? Magari io credo che probabilmente la prima volta pensavi, avevi qualche paura che è stata subito risolta. In che modo hai Ma avuto... io non parlerei nemmeno di paura, lì per lì nasce l'interesse poi per quello che è il Leggendo Metropolitano, quello che è stato nel corso di tutti questi anni, e nulla, lì poi ci si approccia, poi si ha a che fare con persone come Daniela, in questo sono molto competenti, che se non fosse stato per lei molto probabilmente sarebbe stata molto più difficile. Lei è un ottimo coach, è stato un ottimo coach, almeno per la mia esperienza. No, la paura non c'è, è solo voglia di fare qualcosa tutti assieme, di andare, di essere proprio un gruppo che centra l'obiettivo, ovvero quello di rendere grande Leggendo. Come dice il nostro direttore, Leggendo è grande per noi e per i volontari. Ok. Ed è Parte- una squadra coordinata, Sì. insomma, che ha una struttura importante, che lavora giorno dopo giorno con grandissima serietà. Ci sono tanti obiettivi da rispettare, però insomma, oltre il duro lavoro c'è anche il passione. piacere e la passione La passione di stare per insieme. poterlo Sono fare. nate anche tante amicizie, Sì, immagino. senz'altro. senz'altro. Assolutamente Tipo sì. voi due siete diventati amici. Sì, potremmo discutere su questo, ma Vabbè, in realtà mi adora e mi stalkerà come Sì, tutti è gli vero. altri. Però Ci cioè, sentiamo osservati da Diana che sta qui. Diana, puoi venire a salutare? No. dai, palesati, Vabbè, non ci stiamo- dai, solo un fai saluto. ciao. Eccola, guardate, lei c'era, c'è anche Diana che fa parte dello staff di Leggendo. Vuoi dirci qualcosa? Cos'è stato per te di fare questa esperienza a Leggendo Metropolitano? Ma vai anche tu dalla parte di chi racconta. No, vabbè, a me è piaciuto moltissimo, soprattutto essere catapultata quest'anno nell'organizzazione e dare un contributo in più, però anche soltanto quei 4 giorni ti senti parte di una cosa bella importante. Quindi ricordiamo che c'è tempo per appunto far parte dello staff dei leggendari, quindi i volontari che parteciperanno al festival Leggendo Metropolitano fino al 15 aprile. Il festival, ricordiamo, si svolgerà. Dal 7 al 10 giugno a Cagliari. Tutte le informazioni, quindi le potete trovare nei profili di Leggendo Metropolitano che trovate, sono facili, voi dovete scrivere Leggendo Metropolitano su Facebook e lo trovate, e anche negli altri social, Esatto. sono organizzati, seguitissimi, vi risponderanno immediatamente. C'è un form che si può compilare, un Google Sì, Form. il link al form è su tutti i nostri E profili. lo possiamo mettere anche a questa intervista, quindi ve lo allegheremo, quindi non c'è da sbagliarsi. Direi che queste sono le informazioni principali poi per diventare volontari. Avvicinatevi comunque a una realtà, è un festival all'interno del quale avrete modo di crescere, di conoscervi, di conoscere tante persone, di scoprire anche delle attitudini che forse in questo momento insomma neanche sospettate di avere. Sì, a volte Quindi, capita. capita. Sì, Tu capita. cosa hai scoperto? io ho scoperto che sono veramente un maniaco del controllo ed è stato il mio trampolino di lancio. No, scherzo. No, comunque è vero, ci sono delle regole che devi far seguire, no? Per esempio, Leggendo Metropolitano è Tu un che cosa hai festival scoperto? all'aperto. Quindi il Però nostro lei pubblico- ha preso la parola perché non vuole dirci cosa ha No, scoperto. perché questo è interessante. Ah, Il nostro ok. pubblico non può fumare all'aperto, ok? Ah, ok. Ed è una cosa su cui tutti i leggendari sono molto timorosi. Quando vedono qualcuno che sta facendo una Poi trovi sigaretta, invece Se la ma mangiano. come glielo dico, ma come faccio, ma come mi avvicino. A differenza di Gianluca, che invece va presidiato da altri 2 leggendari per evitare che si sbrani. Cioè lui è proprio veramente un maniaco del controllo. Sì, cerco di far rispettare giustamente le regole che, per la qualità stessa del festival, che è giusto che sia così, insomma. Diana, tu cosa hai scoperto? Ad essere parte di qualcosa. Questo è bello, Essenzialmente, sono importante. sempre stata un po' sulle mie, e invece ho imparato ad essere parte di qualcosa.
di una squadra, di un Sì, progetto, sì, di un sì. team, quindi è Sì. molto bello. Tu invece ancora non ce l'hai detto. Allora, io ho imparato che posso memorizzare 120 nomi dei ragazzini in alternanza e giuro non l'avrei mai creduto. Ho imparato che spesso, anche dove c'è la persona più reticente e più scettica, sì, c'è a volte una risorsa fondamentale per il nostro festival. Ho imparato tanta mediazione e negoziazione. Quindi anche a controllarti, a tenere Sì, la calma, sì, a non l'uso delle farti parole. prendere dal panico. È mai successo Soprattutto. che vi siete preoccupati per qualcuno che non trovavate Ma più? personalmente Mettete dei no. GPS? Per me No, personalmente no, no. è andato tutto bene. Io, per quello che posso dire, ho imparato moltissimo comunque a controllarmi, a saper dosare le parole, ti insegna, ti aiuta a crescere senz'altro, ti fa confrontare con artisti, autori di un certo livello e quindi forse si è Di stimolati anche da altissimo quello, livello, di altissimo livello. assolutamente, perché quello non manca mai. Noi ringraziamo quindi Daniela Podesu, Gianluca Landolfo e Diana Carta, che è stata una comparsa, che poi è diventata in qualche modo, cioè ci sono solo nei film a volte ci sono solo delle comparse, tu sei diventata in qualche modo protagonista di questa intervista, ci hai raccontato la tua esperienza. Ricordo, campagna leggendaria di Leggendo Metropolitano, potete partecipare attivamente al festival, diventarne volontari, crescerci all'interno e far parte di un team veramente molto organizzato, definito, che vi insegnerà a stare nel mondo del lavoro. Questo Se non hai impegni, lo posso garantire. Tra il 7 e il 10 puoi venire anche tu. Assolutamente sì. Quindi la campagna è aperta fino al 15 aprile, il festival si svolge a giugno, insomma vi mettiamo tutte le informazioni, ricordate di frequentare sia il sito www.leggendometropolitano.it che i social di Leggendo, lì ci sono tutti i link, ripeto, Sì, pagina sempre Facebook, Instagram, qualunque cosa. il E Google tra Sheet. l'altro questo venerdì al Mambo Django dalle 18 facciamo un piccolo aperitivo per chi avesse ancora dei dubbi, così può incontrarci. Venerdì Esatto. alle 18, Mambo Django, Piazza San Domenico, aperitivo libero per tutti i leggendari che vorranno avvicinarsi al festival. Ciao a tutti, buona Ciao. serata, Ciao. ciao.